La Regione Sicilia scommette sulle tecnologie strategiche, innovazione, digitalizzazione e sostenibilità. L'assessore regionale alle attività produttive di Tamaio ha annunciato il programma STEP, acronimo che sta per Piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa, un fondo di 600 milioni di euro che offre alle imprese strumenti per innovare, crescere e diventare sempre più competitive. Non solo un sostegno economico, ma un'opportunità per rafforzare il tessuto economico siciliano e offrire nuove prospettive ai giovani. Commenti il segretario regionale e vicepresidente nazionale di Confelavoro Giuseppe Pullara, che continua: le piccole e medie imprese hanno bisogno degli strumenti possibili utili al rilancio. La digitalizzazione è un passo fondamentale per aumentare il posizionamento competitivo delle singole aziende. Il programma mira a sostenere investimenti in tecnologie strategiche che rafforzano l'autonomia dell'Europa in settori chiave come la tecnologia verde, digitale e la sicurezza energetica, e ciò è reso possibile attraverso una piattaforma che coordina e integra i vari fondi europei esistenti, ottimizzando l'uso delle risorse disponibili e facilitando l'accesso ai finanziamenti per progetti innovativi. STEP fa parte del piano dell'industria 2030 e tra gli obiettivi c'è l'incremento dell'occupazione affinché le risorse messe in campo possano creare nuove opportunità di lavoro. Le piccole e medie imprese sono la struttura portante del sistema produttivo, conclude Pullara, e un processo come quello della transizione digitale deve essere supportato con interventi mirati. Ribadiamo la nostra disponibilità alla Regione Sicilia per offrire supporto e confronto per il bene delle imprese siciliane.